Allora, per fare un bello ripasso, noi abbiamo occasione di farvi fare un bello compito in classe. Come funziona il compito in classe? La pratica del compito in classe. Allora, io scriverò alla lavagna una frasetta, perché l'abbiamo fatto abbastanza tanto, è un fatto, però non tutto, non posso metterci quando mia zia andò a Milano a trovare suo fratello, scriverò. Vedete, no? Scrivo la parola in italiano, voi la scrivete in italiano, poi io ve la declamo in senese. Dopodiché vi do 3 secondi di tempo, c'ho il cronometrista di tempo per scriverla in genovese. Voi dovreste saperla scrivere e se c'è qualcosa che non abbiamo ancora fatto vi scrivo io per esempio le preposizioni articolate che vi abbiamo fatte e non posso evitarle, cioè per fare una frase niente. Allora ve le scrivo io però come si scrivono le preposizioni articolate e vi andate avanti. Poi cosa succede? Finito, io ve la scrivo, cancelliamo tutto, ve la scrivo in genovese e voi vi segnate gli errori oppure niente, cioè non segnate niente se avete fatto giusto. Alla fine poi facciamo il conto. Chi ha fatto più errori us passa in terra. Devo andare bene. Prima frase. Ve lo dico in italiano. Un mazzo di sedano. La scrivo in italiano anche? Scrivetela sì, anche in italiano. Perché poi quando le va a portare a casa sa scrivere in senese che pacca c'è scritto un turco, se non altro sai come dovevi scrivere. Non ci sottovalutare. Dico io. Poi guardate, se scrivete, fate 100.000 errori, la colpa è mia. È senz'altro tua. Allora, vi dico già, vi anticipo, che abbiamo detto che ci sono 3 tipi di analisi. Chi è che mi riesce a dire 3? Almeno uno. Analisi? Aspetta, lei, questo è più giustino. Base grammaticale. Basta. Logica? L'altra? Fonetica. Allora, questa volta non sarà il caso di applicare le 2 analisi classiche, grammaticale e logica, solo ed esclusivamente quella fonetica in base a come ve la pronuncio io, cioè voi dovete stare molto attenti a come ve la pronuncio io, dopodiché in base sempre agli insegnamenti che avete ricevuto, ai suggerimenti, dovreste scriverla giusta. Dovremmo. Allora, un mazzo di sedano. In masso de selo. Qui dovreste avere nel vostro carniere tutto il necessario per scriverla correttamente. Selo. Perché l'abbiamo affrontato l'argomento. Un mazzo di sedano, vi ho detto in masso. Non vale correggere quando poi quello che avete scritto, ma posate le penne. In un mazzo di sedano, in masso de selo. In l'articolo indeterminativo. De? Allora, sì, perché siete non è vero. Chi ha sbagliato ci mette a fianco quanti errori ha fatto. Mi metto la parola giusta. 1, 2, 3, ti che metti 14. Selo. Allora, ci messo la C. in, ho detto in, però sappiamo che si scrive e in genovese si pronuncia, ecco, si dovrebbe pronunciare un masso, però è venuto fuori, ormai è uso comune,
dire vocalmente in. Masso in italiano è mazzo, però perché arriva la doppia S? Perché ce Sì, l'ho. questo sì. Perché? Per la... Conoscenza. No, se non c'è la lingua, che non c'è la lingua giù lì. Perché ho detto masso, con due S. Volevo dire quello. Masso, se dico due S, si scrivono due S. L'abbiamo messo, tutti l'abbiamo messo. Masso, o perché la U è finale, de, selo, sedano. Qui la C cedigliata non c'entra proprio, perché in italiano non c'è. Io ho messo questo accento acuto perché, ma l'ho già fatto anch'io questo errore, sello. No, sello. No, quello è sello. Ce l'ho. Questo è sello, non sello. Quindi, vedi, bellezza, sello. Accento. O che non ne metto niente, e lo so, però per dire a maggior ragione, guarda che non ci va l'accento qui ma ci va qui, però è una E stretta, quindi l'accento sarà? Grave. No. Acuto, no, vabbè. O credo, adesso non aggravo la più. No, va bene. Va bene, questa è una. Cioè, se non ti metti niente, Perché la vita va bene. No, io ce l'ho messo per farvi capire che l'accento tonico è qui. Sello, no? Sello. Sello vuol dire sellato, un cavallo. Infatti ho scritto sellato, cioè ho scritto sellato, vabbè. non ho scritto sellato. È un cielo sellato, senza la... Ho messo la O come De, si scrive de? Un bacio delicato. Aspettate che ve dico come si pronuncia. In bacio delicou. Che siamo? Sì. Stavolta neanche un'Europa. Allora. Perché è la frase. Ho sbagliato. Ho sbagliato l'accento, però il resto è Io giusto. anche non ho messo l'accento. Io ho messo sbagliato. Però il resto è giusto. Allora, No, io ho sbagliato bacio. ricordatevi sempre che quando dico degli parlo i participi passati, per esempio dalla prima coniugazione, parlò, mangiò, settò, eccetera, eccetera, e tutti gli aggettivi e i sostantivi, pescò, murtiò, purtò, eccetera, ci va sempre la O. Cioè, ricordate che l'abbiamo preso anche in considerazione Però è l'accento. quasi come un fonema, ma non lo è. Cioè, un fonema è tutto quello che si pronuncia fonema. Ma noi abbiamo messo in evidenza che col termine fonema noi intendiamo i nostri gruppi di lettere che danno origine a un suono unico. Questo non dito non ha un suono unico, è un dittongo. Però abbiamo detto che la O è prevalente, è predominante. Perché parlo, la U la sento quasi quasi non si sente, se uno è un po' sordo non la sente. Quindi ci va sempre la O. Parlò, pescò, mercò, murtiò, eccetera, eccetera. C'entra qualcosa dietro il discorso che sia una parola tronca? Che ce ne manca un pezzo. Sì, è mercato, parlato, cioè il ato equivale a O. O sostituisce la desinenza. Tutto lì. Andiamo avanti. Bisogna dire, Domande? l'errore che ho fatto ho messo, anziché l'accento, Dimmi. anziché l'accento ho messo il circonflesso. Cosa? No. Sulla sola O. Allunghi la parola. Perché si trova? Allunghi la parola. Se sapevo che ci voleva l'accento, anziché Allora, vi ho fatto uno specifico. circonflesso non va allungato, no? Allora, se mi dico delico, o, è lungo perché c'è la udo. Vi ho fatto uno specchietto della lettera O,
che si legge in diversi modi in base a come è rappresentata graficamente. La O con il circonflesso, come abbiamo detto che si pronuncia sempre U uguale 1,5. Quindi se vedi tu parli lo, come fai se circonflesso? Giusto? Baggio, spero che l'abbiate scritto così. No, io ho sbagliato. Ci hai messo la I. Allora tu hai scritto Baggio. No, ci ho messo la C, La? ho fatto un casino. La Sei, C... guarda, sei quasi da quinto giro dantesco. Sei onesta che l'hai detto. Vabbè, comunque, allora, chi sbaglia probabilmente è ancora più, diciamo, partecipa ancora di più di quello che l'ha fatto giusta. Perché se non altro deve lavorare perché ha fatto, l'altro che l'ha fatto giusto non è No, non mi pesa. Quindi l'importante è che sappiate, Amelia sta a posto? Bravo. Senza accento, No, ecco. la O l'errore. Io volevo Come? quello. G l'accento. Oh, Sì, ma dico, io non ho scritto l'accento. Io anch'io. Sbaglio. E senza accento come Allora, senza accento lo pronuncio delicou. Ah, Siete delle cose. Senza accento è delicou. Invece lì è delicou. Leggi entrambe le... Ok. Delico. Perché prima ti ha detto che a E invece non le ha 3 ore. Come? No, quello della E era per farvi capire. Lì se non ce lo metti, no. E allora se mettiamo tutti gli accenti tonici stiamo freschi. A. Lume. È facile, eh. D. Candela. Occhio. Da sentire bene come la pronuncio. A. Lume. De. Candeia. A. Lume. Sapete. De. Candeia. Che vuol dire a lume di candela, vicino. A lume di candela vuol dire a lume di candela. Che siamo gente, Amelia, ma la mamma scrive giusto o copia da te? Ci consultiamo. Vabbè. Lavorate di concerto. Però è difficile. Allora, A. Ho detto U, quindi scriverò e pronuncio U. Lume, 2 M, de, candeia. L'ho fatto giusto, non mi dire. Scusa un attimo, l'um l'ho scritto con l'um staccato col trattino me. anch'io. Sì, perché... no, Perché tu hai un avevi po' fatto una inganato, lezione un po'. sul discorso che poi va tolto, però era per Ma se Allora, non ho diciamo visto che- che sei stata molto attenta quando ho detto che va tolto. Era proprio il caso di lume. Avevo citato lume. va tolto poi. Infatti, non te lo- Va tolto quando noi prendiamo in esame il suono che in italiano non esiste, di sciuma, sciavu, scioppu, eccetera. Aspetta, allora cosa- Che inizialmente vi ho detto che voi che siete ancora all'asilo potete scriverlo sciuma così, ma lo potete scrivere anche dopo, quando sarete nella maturità. Però non si usa più perché ormai quando è come andare in bicicletta con le rulette. vabbè, Non si usa più, si toglie e si continua a pronunciare. siamo in prima elementare qua. Quindi lume. Allora, tu hai scritto così? Sì, Allora, leggimi un po' cosa hai scritto. è per me e io ho scritto lume. No, tu hai scritto Se tu devi lume. dire cosa ho sbagliato. Trattieni. Tu hai scritto lume.
Io non ho detto l'un, ho detto l'unne. Sì, ma sembrava che fosse un trattino. Buenos? Ok. Ti mi sa tanto che zero errori. Impossibile. L'avete presente? Estrago dalla letteratura musicale genovese. Tradizione. A canzone da Coglia. Sì. La canzone canzone della Coglia è già in genovese, però vi dico già che si chiama Coglia quella zona lì, che è quella, avete presente le torri di Sant'Andrea? All'interno, voi siete all'interno, non andate, non attraversate l'arco, no? Di Porta Soprana e vi fermate lì e girate a destra. Girate a destra per andare a Sarzano. Sì. Quella è via del Colle e Coglia vuol dire colle. Quindi ora vi dico canzone da Coglia, canzone della Coglia. In italiano vi dico Colle. la canzone della Colla. facciamo Collia. Collina. Collia, dai, facciamo Collia, perché Collia, Duelle. Collia, però non è Collia. Qui declamo, recito Collia. Allora, a canzone da è una preposizione articolata della che si scrive da. Quindi non l'abbiamo fatta, però da anche voi dico a voce, non capisci dove avete problemi. Collia, 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 collia. Buenos? Sì. Dico buenos perché in Argentina ci sono tanti genuani e genovesi, quindi se può di buenos. Boca Junior. Boca Junior non c'è niente. Ha Vengo brasiliano. scritto Derenta Maggia in fondo, ha scritto Zenesi. Sì, sì, sì. Zenesi. Non c'hanno scritto Zenesi, sai come ci hanno scritto? Vabbè, Così. qua X. Sì, qua X. Z-I. Sì. O addirittura qui non lo so se ce l'ha, però so che davanti hanno la X, Sì. non si scrive così. No. Però gli altri sono in Argentina, fanno un po' come me. Una curiosità che ha lì, il sito internet, Sì. o l'ha scritto in argentino, in inglese e in senese. L'importante è che anche in senese lo scrivono come se deve. Scusa un attimo, me lo ripeti? Coglia. Collia, collia, collia. Te l'ho diviso, no? Coglia. Adesso te lo dico tutto attaccato. No, Collia. volevo sapere se dicevi due L. Scriviamo? Allora, A. Vabbè, Tu A. quindi Canzone Da, vedremo, nessuno. da Coiglia, Collia. Coiglia è scritto. Ah, no. Eu con la CK. Di tu E. Quando dico E, esiste in italiano un suono pari a E? No. Esiste solo in genovese Esatto. e in francese che ce l'hanno rubato. Dico mio, non lo so. Nessuno ha messo la canzone, perché se mica avessi messo la Z era canzone, non era canzone. Mi dico canzone, se dico S è S. E quando dico Z, che devo pure malumare, è un S muta o sonora. Va bene? Avete scritto gli errori a fianco? Sì, ho sbagliato Coglia. Peggio Quella per è me. difficile. Era difficilota. Dici A e U. No. E ti lo sai? No. Per il fonema che, cioè EU, spesso e sovente c'è il CH davanti, Coglia, Coge, que tu,
eccetera, eccetera. Anche la G, G ci vuole, G, eccetera. Vabbè, spessamente, CH, anche perché che se io avessi scritto così, insomma, come lui dice invece, con una H, Coglia, non si può sbagliare. Come in italiano. Che, fate sempre presente, tenete sempre presente, Come in italiano. se è Coglia, per esempio in questo caso, per Coge o Coto, eccetera, alla parola cuore, che si scrive che, se volete sentire pronunciare dentro una parola, in fondo, in cima, dappertutto, il fonema è un fonema anche questo tutto quanto, che sarà sempre CH e U. Normalmente quando te casa o cancelli in cuscio va a finire. E tu che spostò un piano per piacere, è uscito. Sapete che a quale legge sottostanno gli oggetti che vi fanno questi scherzi? No. Alla legge di Murphy. Mai sentito parlare? Sì, però si è Se spiegato. succede... La legge di Murphy è che se allora, diciamo che l'assioma, il sottotitolo del titolo, no? Legge di Murphy. Se una cosa può andarti male, ti andrà male. Questo è. E poi c'è tutto il resto, no? Nel senso, se ti stai facendo te in panetto cubitiero, non te giù pane in tu mezzo, in panetto cubitiero e te gas asfalto cubitiero e marmellata, o te case, cadrà sempre sul pavimento con la parte di marmellata. Sempre. Così le code all'autostrada, le code in banca, ti trovi sempre, dici, lì gana 2, la gana 14, perché mi tocchi. Quelli là, tu, quelli lì che stanno 14, 2. Allora, un teologo di queste... La chiesa. Di Carignano. la chiesa di San Pietro, che in tanzanese è, Tac, tac. che in tanzanese è a Geja de San Pe, a Geja de San Pe. Quando poi vi dico la frase, sì, ho sbagliato, però se avete dei dubbi perché avete sbagliato, diciamocelo, perché non è inutile. Qualche cosa con gli errori. Come dice, passare a figurare un nescio. Non è problemi. A Geja de San Pe, Pe de San Pe. Ci siamo? Scrivo? A Geja de San Pe. E vai, Bingo? 0 errori. No. Al primo, Geja. 0 errori. Io la Geja. Io ci ho messo l'accento, ma è sbagliato. Allora, L'accento l'ho messo qua Per dirla lunga. ve l'ho detto sì, io. quello A era. Ge, è stato guardo due. A Geja de San Geja. Che accento che va? quello circonflesso. Ci ho messo giù, io scrivo giusto. Ah no, Geja. È giusto, Allora, giusto, ma ci va quello, no. ci va i 2 punti, ci vanno i 2 punti. La La diaresi non sono i 2 punti. Ah no, Ieri si cosa? No, quello ci confessa quello lì. Ma scusa, Sì, scusa, ci confesso. Allora, aspetta, ne spawni. Sì, ma come dici? La diaresi, quindi la diaresi qual è?
Veniva quella lì a dire. No, lo circonflesso a dire se è quello. Ma non vale a fare le domande talmente sceme che per il maestro poi non riesce neanche. Allora, perché ha usato Perché lui dieresi? allungare la E. Sì, ma se avessi anche messo questo diventava lungo. No, Infatti infatti il pelo è parola. lungo. Alla fine va messa. Perché questo va normalmente usato in fine di parola. In altri casi abbiamo visto per la O soprattutto Che si va. usa dentro per la O però. Sì, però. Quindi geja. Qui ci va la I. No. No. Tra l'altro chiesa. Non c'è la I. Come ba, cio, no. Chiesa. De San Sì. Pietro pe. Quindi essendo infine qua ge, pe, stesso suono, Sì, ci ho messo però l'accento, qui c'è una caduta di consonanti, sì, Di c'è accento. la H e la I qua che cade, no? Di chi è, di chi, sì, chi è, e, ge, potrebbe essere, ragionando per assurdo, aspetta. Gieja, no? Cioè, Gieja, però siccome case queste qui, che è una consonante e anche una vocale, diventa Gieja. Questa è, che abbiamo detto che quando si allungano è perché quella davanti sparisce e lei si allunga per tenersi, no? per cercare di afferrarla, ma non ce la fa, comunque si allunga. In questo caso qui, siccome alla E ci sta sulle scatole la X, dice, ma quanto con la C? E viene lunga comunque. Adesso c'è una bella considerazione da fare sul nome Pietro. P, Sì. che vuol dire Pietro. Fasta de, San Pietro. San Pe. la Geja de, San P. Ma anche pe. Ma Sì. allora, Pietro, c'è qualcuno che si chiama Pietro? C'è qualcuno? Facciamo così, diciamo un numero a caso, a Pra, quanti Pietro che può essere? Siamo 28.000, no? A Pra. Quante Pietro che può essere? 1000? 1000. Siamo 1000, no? Siamo 1000. Diciamo, non 1000. piace neanche di più. Hai mai sentito che qualche due in senese quando siamo in oh Pe! No. Quando mai? Sì. Pe, cos'è Pe? Andate un po' sul vocabolario e vedete cos'è Pe. Piedi. È il piede. Piede o piedi addirittura. Anche il plurale. Il ma- pe. Quindi, se io a Gesù San Pe, io dovrei tradurla. La chiesa di San Piede. Perché Pietro? Pietro in genovese può essere Peu, Pe. Pietro, Pie, ma Pe, ma senti io. Comunque la tradizione ce l'ho propina, ce l'ha propinato e ce lo teniamo. Ma È una cosa così acquisita, cioè di fatto, acquisita di fatto. Conoscenza del linguaggio. Ok. Questo caso sì. Tutto già questo autore. in effetti non ci senti il Dio. Pe, pie, ma pie è diminutivo, cioè non diminutivo. Sì, no, perde qualcosa. Si dice anche in italiano, Pietro. invece di dire Pietro, No, Pietro no, la ruscio. neanche troppo. Va bene, andiamo avanti. Ecco, questa frase non sono riuscito a trovare di meglio come diciamo matrimonio tra le due parole. Però fai conto che non esiste quello che sto scrivendo adesso. Però fate conto che esiste, perché volevo che ci fossero due parole che avessero determinate caratteristiche. Il culo del lago, nel senso la parte inferiore. La cruna. Il culo del lago, non del lago, Della guggia. il, Ma che frase! te l'ho detto, del lago. Allora, ci sono le frasi apposta, definizioni, no? Che le usano nei libri per farvi capire
con queste frasi farvi capire, non so, il verbo, eccetera, come l'avete usare, eccetera. U Q de la bugia. U Q de la bugia. Allora, de la bugia, siccome non abbiamo fatto questo preposizione articolata, de L apostrofo aguggia, de la guggia, aguggia. Allora, U, Q, scriverò U, O, U, Tutto U. U, se dico U, sarà U. Però non dico UQ, dico UQ. Quindi la dieresi. Allora, dieresi? No, Cico. No, ci Fantastico, guarda che apro il libro. No, dicevo, Siamo alla finale di parole. no, fai conto che adesso ci completo. Vabbè, perdonato, dai. Perdonato perché prima ho sbagliato, ma nello stesso modo in cui ho sbagliato. Facciamo un pareggio. De. U, Q, del, aguggia. Come si dice? Che se io dico solo loro. No, ci ho messo la O. Anch'io. Infatti ho scritto O. Io che ho messo la O. Allora, qual era la regola? Se io sento dire U dice sempre O. e vado a vedere la parola corrispettiva in italiano e è O, scriverò O e leggerò U. In questo caso agoggia. Che fai vedere gli italiani. Certo, guardati che quando ti poni una domanda, più di una volta, quando devi scrivere o come devi leggere, eccetera, ti devi porre una domanda, no? E dici, allora, scrivi io o scrivi io U, aguggia. Allora, come la in italiano? Ago. Scrivi io O e leggerò U, come mi è stato detto, come me lo pronuncio. Vedete che l'esempio zoppicava, anzi, si trascinava, però sono due parole che meritavano la nostra attenzione. La schiena dell'asino. A schiena dell'ase. Allora, de L apostrofo ase. Buenos, se avete, perché succede anche a me, a volte devo dire circonflesso e dico dieresi, oppure devo dire dieresi, pur sapendo che voglio dire quello giusto, mi viene da dire circonflesso invece di dieresi, oppure a reversa. Allora, potete anche dire, scordarvi la parola dieresi e sostituirla con due punti. Si dice anche due punti. Quindi se mi dico due punti invece di dieresi, mi rimane due punti e il circonflesso. È meno difficile sbagliare, no? Cioè è più difficile sbagliare. Ci hai pensato un po'. Sì, Ti sei incartato. mi sono incartato. Allora, schiena dell'ase. Ci siamo? Trattino. Schiena
Chi è che va? Non lo sei. del Non lo vedo. Non lo sapevo. Luigi, vedi che in base a quello che avevo detto, Due questo qui è uno circonflesso, giusto? No? Ma che due punti, non chiamiamolo più dieresi, chiamiamolo due punti, così è più difficile sbagliare, è più difficile sbagliare. Allora, A, scan, trattino A, Girban A. L'insegna della Girbana era sbagliata perché era scritta. Sì, l'avevi detto l'altra volta. Con una N sola? Mancava lei. Girbana, era di Aleni. Girbana. No, Girban A. Sì, era non grave, era un errore. No. In questo caso trattino ci vuole, oppure si può fare... Dove? Va? Sì. Sì, Prova un po' a levarlo. non ce l'ho Leggilo. Non ce l'ho pausa. Leggilo. Scanna. È uguale a come l'ho detto io. Sì, uguale. Io cosa ho detto? Che no. No? Qua ci piace. Non solo il Manto, con tutto il rispetto per il Mantovani, Ma arriva perché quella ragazza da che era Mantovani non riusciva a fare Che no. questo stop della doppia N e poi quando doveva sparare, sparava una N e non una E. Che no. Scan, No. scan, Che no attaccare. La lingua. A proposito di Ase, Mm. non metti la X perché in italiano c'è la S. Perché va X su? E Ase, potete Axe. No, perché a X come si pronuncia, scusa? Il suono della X, che suono è? Prima l'abbiamo usato. Baggio. Ma no, bacio. Ace. Aspetta, ecco, prima abbiamo un bacio del Allora, quando io vi ho presentato la prima volta C cedigliato, X e I lungo, ho detto la X è un altro suono che in italiano non esiste e è il suono di, ve l'ho detto con parole dove la X è la prima lettera. Jatta, jambum, jatta, eccetera, eccetera. Questo suono in italiano non esiste. Mariano Amelia, tutto bene? Fa tutto giusto? No. Ah, vabbè, vedrai che senza altri hai fatto meno di Luigi. Però è chiaro. Poi controllo, Oh, cosa dicevamo? AX, non puoi mettere X. No, ma io ci ho messo la Ace. Ase, ti che metti AX o le Age? Asia. Perché hanno cominciato a Z? Ho detto Ase. Sì, Perché hanno cominciato a Z? Perché sei vicino. Che domanda avreste dovuto... Perché in italiano c'è In italiano. Voi avreste Asino, dovuto non dire. è Che domanda dobbiamo porci? È una domanda da porci. Che domanda avreste dovuto porvi? Questa Z di Ase. Asino non c'è. Scrivo Z o scrivo asse? Italiano Allora, qual era la è risposta? S. Scrivo asse perché è, in italiano è S E quindi sì. e è una S sonora. Anche in italiano è sonora. Non è assino, è asino. Sembra quasi sembra una Z, nella pronuncia è Z. Però si scrive S. A per quello lungo. Che sappiate, no? Questa è una regola della grammatica italiana. Se io non conosco, non sono in possesso della proprietà di linguaggio che riguarda quella parola, per esempio, se mi sono in mo del Burundi e vengo qui e trovo scritto Sì, se non sai le accenti dove sono. Vado, vai. Non mi viene a parola. No. Cormano, a me viene un Cormano, ma non mi viene. Sì, sì. C'è una parola molto, una città molto più famosa, non mi viene. Però, se io
non so neanche che siano città, possono essere anche nomi propri, possono essere nomi di cose. Allora la domanda che uno si pone è Padova o Padova? Bassora o Bassora? Per una vita abbiamo sentito giornalisti chi Bassora, chi Bassora, eccetera, eccetera. Ancora adesso cambiano tutto. Anche adesso a Afghanistan, Kabul e Kabul. Mi mettevi d'accordo. Cioè, a certi momenti tu dici, ma si dice Kabul, si dirà anche Kabul. Prima mettevi d'accordo di Kabul, tu ci. Sciarapova in quasi volta la Va bene, siamo perdi. Allora, si legge Padova o Padova, si legge Cormano o Cormano. Se uno che non lo sa, non c'è accenti, lo può leggere come gli E pare. allora, gli pare. uno che non lo sa, non conosce, non ha la conoscenza Certo. del linguaggio, allora la regola da tenere presente è una regola che può essere anche delusa, perché la regola dice che nel caso dubbioso la parola diventa sempre piana. Allora, sono 4 e più i tipi di parole per quello che riguarda l'accentuazione, e sono le tronche, non scrivere giusto, questa è una regola di lingua italiana, ma però per il genovese poi applicata può essere utile. Tronche, tipo comò, dove l'accento tonico cade, in questo caso non è anche contrassegnato, sull'ultima lettera, No, l'ultima potresti vocale. leggere anche le como. Poi ci sono le piane, dove l'accento cade sulla penultima, come Marina. Ok. Poi ci sono le sdrucciole, Drucciole. dove l'accento cade sulla Prima. terzultima. Sdrucciole. Tipo Marmellana. No. Padova. Blocca. Se io ho Padova, ho tre gruppi di lettere, Pa, Do e Va, e metto un seme, eventuale Padova. Come la leggo? Se fosse tronca, sarebbe Padova. Padova. Se fosse piana, Padova. Padova. Se fosse sdrucciola, Padova. Padova. Ci sono anche le bisdrucciole, andandomene sulla quart'ultima. Lasciamo andandomene. Allora, questo per dirvi che una signorina del Onda Verde di Acciaria Sicuri, eccetera, eccetera, a un certo momento dice, l'ho sentita io per radio, Non solo però. traffico all'altezza di Masone. Sì, no, il titolo della grana. Ha detto 2 minchiate. La prima che ha sbagliato l'accento e la seconda che non ha seguito la regola. Lei, se avesse avuto dubbi su Padova, lei doveva dire Padova, che poi ha sbagliato. Però se non vuol dire ma mi applico la regola, che è una regola empirica, non è 100%. Normalmente tu la dici piana, però Masone è un nome che è non piana, Conosco. quindi dovevi dire Masone, non Masone. Vabbè, ma quando non sai, Buenos? Sì. Bravo. non conosci il posto, no? Questo vale anche in genovese, quando io vi parlo di parole tronche, piane o sdrucciole, lo di questo. Lo di questo. Allora. Quante domande ci devi fare? Quante domande ci devi fare, scusa? Quante Compito di classe ci sono. domande? Finché ne abbiamo voglia. Dai, dai. Poi dobbiamo passare, poi non sai gli errori. Ma in realtà ve
li controllate voi, No, quelli che nastro. era in Se magazine. non te, L'avete messo a fianco quante ore avete fatto? Sei buona a fare la somma, 3 più 4 più 5, sei buona? Ah, io capisco. Facciamo la calcolatrice? vinciamo qualche cosa. Chiamiamo Keplero per fare i conti. Allora, questa qua è una massima inventata da un saggio che era il papà di Gianni, Luigi. Gianni chi? Luigi Gianni. eh, Gianni. molto saggiamente Era un diceva saggio. Ulou famà. State attenti che Ulou famà e Umau famui. Era la suo oracolo. Poi mi vedremo qui. Il lavoro fa male e il male fa morire. Scrivete un po' in italiano. Il lavoro fa male e il male fa morire. Male. E il male fa no. Sì. E il male fa morire. Il lavoro fa male e il male fa morire. Gianni ha preso un po' da... Insomma, il lavoro fa morire. Quindi, in poche parole, se sei più non stai a lavoro, specialmente se il lavoro è faticoso. Se poi il lavoro fosse il mio lavoro fosse stato questo, lo campavo 200 anni. Provaci. Io ci provo, infatti continuo. Solo che ho anche nello zaino 26 anni di fonderia, quindi ci siamo? Ve la declamo in genovese? Allora, ulou, fa ma e ma fa mui. Lo fa ma e ma fa mui. Qui abbiamo introdotto con questa frase un concetto che noi non mai affrontato, mai trattato e lo trattiamo adesso. Ma faccio 15 errori. Che faccio del sento 10 euro lì del mio. Allora, un logo fa ma. Allora, low. Potete ancora correggere. Low. Oh, è sempre con la C. Fa ma. È come low, fa ma. Luigi, quella è lunga? Questa? Non sai che metto? 2 punti? No. L'altro? Sì. Giusto. Lo fa ma. E ma Uguale. fa Lui. mui. Allora, vi ricordate quando vi ho detto che in senese le coniugazioni dei verbi sono 4? Lo ricordate? C'era la are che diventa a. Poi c'era la ere che si divide in 2 tronconi. Ei, cioè ere diventa ei e Ok. ei è piagei, avei, eccetera. E è crede, eccetera. Vede. Ire. 1, 2, 3, alla quarta ce l'hai ire. Allora,
fa diciamo lo stesso percorso della A, I lunga. Quindi mui, partì, sciui, eccetera, eccetera. Quindi, tu riesci a fare una domanda a questo punto. Viene a fare una domanda. Come mai che non mi fate una domanda? Dovreste dire, ma perché, scusa, ma il lavoro fa morire e il male fa morire. Cioè il lavoro No, fa male e il male fa morire. Ma noi mettiamo sempre facciamo la congiunzione, un lou un fa ma, non diciamo un lou un fa ma. Non diciamo un lou fa ma e un ma fa mui. Ripetiamo praticamente il pronome. È come se avessimo scritto un lou, le un lou, egli, in italiano, fa male o fa male. E il male, lui, il male, fa morire. È un ripetere l'articolo quasi, però è come se fosse un pronome. Cioè, da quelli via lì. Non scriviamo mai come la dico lei. Mia mamma, mia madre dice, mia mamma ha l'ha detto. Non diciamo mai mia mamma l'ha detto. Non diciamo mai. Mi voi dite una cosa che ha una spiegazione, cioè può essere spiegata. Però gli altri che parlano senese l'hanno sempre detto. Ti ha mai detto me l'ha detto? Che mi sono a freve, che mi sono subito a freve se ti uscire. Diciamo così. Posso dirlo così io, ma... Sì, va bene, tu saresti perdonata ma fino a un certo punto. Perché? Perché dopo un po' basta. E dopo un po' quanto? Da 40 anni, 50, quanto è? Ma non c'è nessuno che vuole parlare di Vabbè. non sento. Appunto no. Questo è? Ma Cos'è? male. Male. Ma- Se invece di male io avessi scritto, volessi scrivere mare, e dico sempre male, ma, mare, ma. Che no. differenza c'è? Scrivo diversamente, Sì, male e ma. Secondo me sì, cioè scrivi due A e una e c'hai due puntini sopra una delle due. No? No. No. Spiegamelo, scusa. Luigi, sei Lander. Scusa, dico ma per dire male e dico ma Uguale. per dire È mare uguale? è uguale. Ma come faccio a sapere Nella frase. se io dico nessuno tuffò in ma, tu cosa traduci? Mi sono tuffato in male? No. Se invece dico buona gamba che mi fa male, non direi mica, tradurrai mica buona gamba che mi fa male, male. Perché mi sono tuffato appunto. Quindi mi sono tuffato in mare e mi sono fatto male. Mi sono in male, mi sono fatto male. Si scrive allo stesso modo, però si traduce diversamente. Dipende. In un primo tempo c'era addirittura chi diceva ma per distinguere è meglio su male magari metterci i due punti e su mare in modo che uno... È un po' il ragionamento che ho fatto io. Ma è un ragionamento che è superfluo, è pleonastico, cioè non serve a un bellino, perché in base alla conoscenza del linguaggio e al contesto della frase non puoi sbagliare. E certo che in base al contesto della frase. Certo. Però si scrive uguale. Quindi Però si scrive uguale. si scrive uguale, certo. Ecco, questa è bella. E ci sarà adesso un motivo di discussione. E sarebbe bello se qualcuno degli altri mi dicesse ma però in senese si dice, in italiano, ma senese. Perché si dice ma però in senese e in italiano? Perché in senese parole costanite, ma sì, ma però Abbonda. di sta lì Totò, la lettera famosa. Allora, avevo detto, appunto, dicevo, mi sei a capo che ne fece notare un qualcosa di cui
forse ne abbiamo parlato, ma sarà difficile che vi sia rimasto. Ok. Allora, Colpa la tua. uno, no, non è la mia, è che il mio magari, se è stato un messaggio subliminale e niente di più. E quindi era difficile così. Uno, spicchio di arancia. Giusto? Ve lo declamo? Sì. In galu de setrum Però sto gelo. in galu de setrum. Oh, se qualcuno non sapesse questo setrum, visto che considero perché ho messo arancia, il setrum è un'arancia. Lo sapevi, Amelia, che si dice setrum è arancia? In senese è arancia, non è arancia. No, per tu. No, vabbè, se italiani, genovesizzando l'italiano, aranci, in senese, dammi 2 aranci, dovrebbe dire setrum, però dammi due arance, proprio sei da terzo girone dantesco. Se invece dici 2 aranci, se dici 2 aranci in italiano, allora sei da tutte e due, quante sono? 34 gironi. In certe zone del Ponente che dice Portogallo. Ma perché, sì, ma va bene, perché magari deriva dal Portogallo, siamo sempre lì. Se io il cane che io chiamo can e a Peggi o chiama bow, Sì, l'importante è che ti bow tu scrivi bene, perché se ti mi scrivi bow così va bene, ma se ti mi scrivi bow così non va bene. Ti dico anche dire bow, però poi come ti scrivi? Così non va bene. Così va bene. Boh, ti devi scrivere bene, come ti permette di scrivere l'analisi fonetica. Bravo. Allora, siamo chi è scritto? Vi svelo il mistero? Sì. In galo de setrum. No. Setron. Ci ho messo la siciliata, però Allora, avevo scritto bene. perché mi sa la dieresi? Mm? In italiano arancia non è scritto con Come la... doveva la diresi, scusa? No, la civile. Sì, Setron, sì. Allora, cambiamo anche il nome della Cettiglia. Che mette acqua. Uscì tra cua, 2 punti No, vabbè, e circonflesso, sì. non si sbaglia così. Perché hai detto la Allora. Sì, Setron. Lasciamo perdere in fondo la frase. Partiamo da qua. Allora, in galu. Nel senso tutti a è lungo, no? In galu. Ma Non ho scritto quello, io non ho scritto la doppia lettera, diciamo quella che attaccata. E c'ho scritto la E con... E non è corretta, ma non vai all'inferno. Comunque no, quello che mi aspetto da voi è un'altra domanda. È l'H? No. Sì, È brava. l'H perché c'è Allora, l'H. perché? Io l'avevo scritto senza H. Perché? Perché se la E Perché c'è la... C'è la il dittongo La H ci va. l'H. CH, la H ce la metti solo quando segue una lettera, una vocale dolce. E o I. E quindi dici qua c'è una A. Ah, esatto. Mm. Però... Giusto? Sì. Però
Lo leggi? Allora, chi è che sa continuare? Però Come c'è la E, c'è la Siccome lo c'è la leggi, c'è la Perché c'è latino. questo semidittongo, sto fonema che forse È chiude un l'H. fonema. No, È un fonema. è un fonema. cioè, non è un dittongo. Sì, no, questo è proprio Allora, un fonema. perché ho messo la H? Tenete presente che qualcuno non la mette, la H, però è sbagliato. Gem. Perché la teoria giusta dice dopo la H c'è una A, la H non ci va. Ma non c'è una A, c'è un gruppo, c'è un fonema che non è A, è. Se prendete certe grammatiche, quando parlano della lettera E, dicono che la E può essere rappresentata in più modi. Uno è E, l'altro è I, l'altro è e l'altro è nelle 5. Quindi per me questa non è una A, Ma è no? È un suono che equivale alla E, un E5. Quindi è una E. Buenos, Buenos. Setrum, qual è la regola? Perché ho messo la C cedigliata e non la S? Perché sei sempre con la E. Perché? In E in italiano è arancia. Dov'è la C? Però non è iniziale, per quello che non l'ho messo, perché non è la lettera iniziale. Ma è la parola completamente diversa. Sì, Non c'è. Allora, Deve usare la se mi C dico arancia. in senese setrum, a cosa posso riferirmi in italiano che non è sicuro arancia, no? Sì. All'acido citrico, cioè che è nel limone ma anche nell'arancia. Quindi citrico è la C, no? E quindi di conseguenza scrivi Era un po' insidioso. Setrum. Era insidioso. ma anche un po' la pronuncia comunque. Setrum. In setrum. in settimana. Questo qui ci dà l'occasione di esprimere un concetto che non conoscete o quantomeno nel vostro intimo esiste, però magari non riuscite a tirarlo fuori in questo momento e vediamo perché. La pioggia Piccoli. benedetta dal Signore. Madonna, che frase. Proprio importante qua. Allora, Legua. La pioggia benedetta dal Signore. Ora, vedi la traduzione scritta? Allora, legua beneita do Senhor. Legua beneita do Senhor. Já che stanno a fare un compito in classe qui in mezzo un po' più severo, col cavolo come dice Signor, quindi legua beneita do Senhor. Ma scusa, dopo tutte le cose che ci hai detto devi essere un pochino più... perché non No, ma tutte quelle cose che vi ho detto dovreste sapere sì, meglio le cose. sì, ripetilo un po'. Certamente. Legua beneita do Senhor. Allora, se finora avete fatto X errori, quello che conta è che vi siate resi conto del perché avete sbagliato Ma è importante infatti e vi propongo col vostro santo aiuto di non offendervi mai più, di non sbagliare più, cioè quantomeno di dire sì, ho fatto questo errore, la prossima volta sto attento. Bene? Allora,
legua, Egua, sì. beneita, tu, del e du, segno, Allora, Bendita l'ho scritto qua io. c'è. Io l'ho scritto senza la frase. Egua, Ci ho messo 2 anni. Beneda. Se deve essere giusto. Beneda. allora, dovreste farmi una domanda subito. Mi fa che ti dico qualcosa Ahí. a riguardo. Non No, c'è. all'inizio. Legua, l'articolo. l'articolo. Io ho scritto legua, ma la parola italiana era La pioggia. Bene. Perché ho scritto legua? Non dirmo, proprio. Perché pioggia non c'è. Pioggia non esiste in genovese. Egua. Non esiste. C'è. La pioggia. C'è. Piove, Poi C'è. guarda che pioggia che viene giù. Mia che agua che viene. Pioggia proprio. Non esiste. Però Infatti è un po' scontato. C'è il verbo. Abbiamo scritto Piove. verbo. Piove. Esatto. Allora, però senese. Chi ha scritto a O? Chi ha scritto a U? Così, La U. con la U. Buono. Wow. Perché avete scritto la U? È giusto, però l'ho scritto mia. Acqua, Perché? Acqua. Esatto. Non è. Acqua. Sì, è scritto giusto. Il fatto che qua c'è la G, potrebbe esserci anche la O. Qui non potrebbe esserci perché dopo la Q la O non ci va. Beneita, chi ha scritto senza I lunga è perdonato, va bene lo stesso, però abbiamo detto beneita, Du. segnu. Allora, la parola italiana qual è? Signore. Rispetto alla parola genovese cosa parte? È tronco. Tronca, esatto. Quindi è una parola Tronca. sdrucciola, bisdrucciola, piana, No, quella lì. tronca, l'accento sull'ultimo. Sappiamo che la O con il tettuccio, quel circonflesso, si leggerà sempre O1 e 5, U1 e 5, U1 e 5, segnu, pittu, manlevadu, su, eccetera, eccetera. Quindi si prende un po' dall'italiano e si traduce Cioè, in automatico. non è che si traduce, si fa riferimento, Sì, non sì. è una traduzione, è No, un si fa riferimento. riferimento. Per scrivere devo fare riferimento, Esatto. perde la desinenza, no? In questo caso non è una desinenza verbale, ma è una desinenza da sostantivo. Sì, sì, sì. Dopo tutto sto bailame da roba, qualche domanda mi darei da fare, niente, no? È tutto quello che... Oh, fammi così, perché so che poi mi reteni fino a mezzanotte e un quarto. Big Bang ha detto stop, no? Contiamo un po' gli errori, vediamo un po'. Contateli. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70. 13. Sette. Possibile. Solo 7. Come sono sette? Tutte le frasi, Ma è sempre lì che dicevi che... sbagliamo, te. Ma ogni frase però, cioè, non è... Uno. Lascio, sbagliò. Bravi anche, Va bene, grave o non grave. Però non sono Ah no, forse anche grazie, perché io ho messo Ah, A. aspetta un attimo. Ma non abbiamo fatto di più, no, solo questi. Sono fate tutti. 10. 8 allora.
più il 7 più l'8. Più Vabbè. Allora, 8. facciamo così, l'avete contati tutti? Sì. E No, sì, anche che arrivo, la 100. che arrivo a 70, 22. va bene, 20. Allora facciamo così, chi ha fatto meno di 30 errori, meno di 30, alzi la mano, meno di 30, va bene, tu hai fatto più di 30. No, è possibile. No, ci sto prendendo. Perché poco. C'è lo stesso. Allora, chi ha fatto meno di 25, meno di 25, Tutti. chi ne hai fatto? Non l'ho neanche contato. Io vado a montare. Sei meno di 25 inizia. Bene. Tutti meno di 25. Questo è due. Chi ha fatto meno di 20? Rita, alza la mano. Tieni. 21. Vabbè. Vedi? Allora, È uno che sono fregato. questa qua è una setacciatura. Chi ha fatto meno di 15? Chi ha fatto meno di 10? Chi ha fatto meno di 9? Chi ha fatto meno di 8? Chi ha fatto meno di 7? Poi controlla, No, mi fido. Allora, perché mi fido? Perché se lei fosse una disonesta, sarebbe un po' come barare al solitario, che su Google. Quindi tu spieghi. Sa mi dice decide, dica va. Allora, vediamo un po', allora, a questo punto i suoi 7, 6, quando ne sta? 6 barra 7 perché... Vabbè, 7 eroi, 6, dai, sei. vediamo un po', qual è stato il primo? Allora, vabbè, primo sono caduta sulla buccia di banana col mazzo, il masso del selo, ho scritto mazzo e va bene. Il masso, ho detto il masso, un mazzo di. Sera. Allora, Il masso del selo. liga il mazzo, Mazzo. italiano, Il Z, che potrebbe anche ingannarmi, ma se mi poi dico in masso, nel momento in cui pronuncio S, e in questo caso 2 S, non ho nessun problema, devo scrivere così come ho recitato. Quindi S, anzi doppia S, in masso. Il problema me lo devo porre nel momento in cui dico masu, Mazzo. invece del masso. Masu, devo scrivere Z o S, ma masu cosa vuol dire? Maggio. Per la regola che la G italiana in genovese diventa Z, allora scriverò masu con la doppia Z. Giusto? Non me lo ricordavo. Domande? La gente era portata alla G. Sì, la Z era portata alla G e lì è Allora, andata. facciamo l'esempio di me. No, scusa. No, lei No, non diceva. niente. Niente? Gli esempi classici ne abbiamo a palate, no? Genova, Zena, genovese, zenese, giovane, Zuena, Ginocchio. Zenuggiu, giovane, ginocchio, Zenuggiu, Giugiola, Zizua. Poi, se ne corre qualcun'altra, gengiva, zenzia. Allora G corrisponde alla Z in genovese. Quindi, a maggior ragione, maggio sarà masu. Maso. Ma non possiamo mai sbagliarci a confondere maggio con il mazzo di fiori. Sì, sì. Perché il mazzo di fiori non è massu e il maggio è masu. Ok. Non si può sbagliare. Se fosse un'azienda sarebbe male. Chi sbaglia va all'inferno. Che Che sbaglio, sbaglio va sbagliamo noi. Allora va, il primo, secondo qual è? Prima poi in Baggio Delicò non ho messo l'accento La sulla O. Delicò. Delicò andava scritto così, lei non ha messo l'accento, Non ho messo. che se non lo metto leggo Delicò. Perché?
abbiamo detto che questo, che non è un fonema, cioè è un fonema, ma non è un... si chiamano anche digrammi. Di Il Grandi. E e la E si chiamano anche digrammi, ufficiale grammatica UG. Questo non è un digramma, è un dittongo, se andiamo a vedere. È un dittongo che quando è O è un po' improprio perché questo qui ha più valore di questo, ma se meno che metto l'accento Hanno lo stesso faccio uscire. valore. Allora, questi qua sono paritetici, 1 e 1, de, di, co, u. Quindi se mi dico di co, sono obbligato a metterci l'accento sulla dunque. E io con gli accenti sbaglio un po' perché come perché l'orecchio l'accento non ho tanto l'orecchio alle parole. Che t'ha già detto? Luigi, braccio che è un po' con l'accento. Quando ti che parli? Serra le parole accentate. Faccio la Perché lezione. che parli italiano poi... Vedi, il problema non è che quando è uno che parla italiano e uno che parla senese, quello che parla senese usa industria per parlare italiano. E quella che parla italiano, col piffero che si industria per parlare. È vero, è vero. E non è vero perché io sono da una famiglia che non parlava assolutamente italiano, al lavoro dove c'hai del genovese, il lavoro non genovese, gli amici tutti italiano e lui tutto quello che so l'ho imparato dalla sua famiglia. Va bene, sì. Sei giustificato. L'altra minoranza. Non avevo messo a Virga di San Pena, hanno messo il circonflesso sulla E di San Pena. Sanpè. Aveva scritto Sanpè così, però io l'ho detto Sanpè lo strascicato. Poi l'altra? Poi qui della Guggia avevo scritto la Guggia con la U. La Guggia, avevo detto perché? Perché la parola italiana è ago. Sì. E poi a Schenga dell'Ase avevo scritto a Schenga senza trattino. senza trattino. Avevi scritto Schenna. Schenna, a Schenga avevo scritto. Poi Gelu Dusetrum. Non mi hai messo l'H. No, non ho messo l'H, ma peggio ancora ho messo la normale. E tu non Sai. Avevo messo Galo, avevo scritto Galo. A proposito di Gelu, si potrebbe anche, succede, no, genovese, che una parola può avere anche un'altra forma grafica, come per tutte le parole che contengono due punti. No? Potrebbero avere anche la versione che elimina i 2 punti, però riguadagna la consonante che era caduta, tipo bicicletta, uno rimette la T, però vanno via 2 punti, bicicletta e via discorrendo. Galu, due gali, io mangio 2 gali del settorno o del mandarino, eccetera. Galu. Galu? Ti che dici Galu? Ti? Pensi che è un po' bene? Tu che dici Galu? Tu che dici? Gaelu. Gaelo. Gaelu. Allora, se mi dico Gaelu devo scrivere Gaelu. Lo scrivo in italiano, cioè In italiano. In italiano. No. Allora, come lo scrivo? Aiutatemi. Quel genovese italianizzato. G, poi lettera per lettera. G, poi A. No, io metterei la H sempre. H, beh, mettiamo H. G, H, poi Galu. E come ho fatto io? No, scusate, Gaelu. Gaelu. Sì. H, poi AE. No, ma no. Poi Esatto. doppia L. Non è vero. Doppia L. Doppia L. Gaelu. Ma non
ci va perché se no si... No, Gaello no, Ga- va bene. Allora, Non ci va l'H. non ci va l'H. non ci va l'H per il semplice motivo, adesso sì, che c'è dopo l'H una consonante Sì, dura. sì, sì, giusto, giusto. E non ci va. No, In no. questo caso non è La prova che la ha fatto. Eh. Prova. Ha detto A. la E alla latina. È una A, Eh. è una vocale A, quindi A H che va. Quindi scriviamo Gaello. Gaello. Cosa ho scritto? Come proprio si pronuncia Gaello? Io no, Allora. io dico Gaello. Però abbiamo detto che la AE, il fonema, il digramma dobbiamo sempre scriverlo per evitare problematiche di confonderci. Sì. Lo scriviamo sempre alla latina con la liaison, in modo da non confonderci. Qualcuno scrive AE staccato e naturalmente poi la pronuncia è lunga. Cosa fermo? La massimo? No, prendiamo per buono e la consideriamo sempre, anche perché per la conoscenza del linguaggio, per il senso della parola, eccetera, sappiamo che è. Però io voglio evitare ogni discussione. Come posso fare? Perché scritta così potrebbe essere gallu. Potrebbe essere. A questo punto però uno dice, sì, ma sarà gallo che devo rimettere l'H. Gaello. No, potrebbe essere Gaello. Hai letto così. Gaello, ma così è Gaello. Sì. Però metti che uno interpreti che questa AE staccate sia comunque il digramma allora per evitare, per tagliare la testa a quello povero to non è manco un to in un mondo che già a testa vabbè, allora c'è solo un modo. Gaellu. Se che ne so, a Rosigion, Arsciugni, che dicono che invece di Gaellu, che dicono Gaellu. E allora cosa faccio? Averta. Gaellu. È normale, se io ho una E larga, le E che vale 1, non è la E, è quella famosa parola chiave che se io la scrivo così sono due E uguali, no? Me, ne, stra, ma questa è ne, questa qua sarà ne, quindi qua però noi diciamo Gaellu, quindi è più giusto, cioè è più credibile che si scriva così. Gaellu. La stessa parola, lo stesso caso, l'abbiamo visto l'altra volta, messaggio subliminale, nella parola, io l'ho buttata lì, però è stato proprio nella parola carezza. Carezza. Anche in questo caso. Chi non ha un problema da H perché cassa non entra. Carezza si dice una caressa, caressa è italianizzata. Caessa, anche chi però. Ma se mi può essere di ma se sbagliò, allora si dice allena un digramma e quindi se ne dice cassa, cassa, vale 1 qua in questo caso. Perché vale 1? Ve l'ho detto? Perché dopo seguono due consonanti.
sia nel digramma E sia nel digramma E, che abbiamo detto valgono 1,5, mi sono fermato lì, vi avrò detto, poi però vedremo anche che ci sono casi in cui non valgono 1,5, ve lo dito? Non ve l'ho detto, non ve l'ho spiegato, lo vediamo adesso. Se mi dico ca essa è un po' come ga ellu, se ci metto un accento acuto non si sbaglia. Ca essa, nessuno può pensare a questo punto che sia un digramma, sarà un dittongo fisso. Ca e sa. E e non sempre valgono 1,5. Nel caso in cui dopo questo digramma seguano 2 consonanti, il digramma stesso cala di valore, perde 0,5 di valore e va a 1. Tenete presente che non dobbiamo fare questo calcolo, però, cioè è una constatazione su una verità inconfutabile, cioè un qualcosa che abbiamo insito, perché nessuno ha mai detto menga, no, menga va 1. Scaggiu, scappu, 2P, eccetera, eccetera. Se seguono 2 consonanti, allora il valore cala da 1,5 a 1. Ma non è che dovete pensarlo, viene da solo. Hai sempre detto menga, fenga, farina, vale 1. Fenga, perché ci sono 2 N. Collia vale 1, perché dopo ci sono 2 L, che possono essere anche differenti, non è detto che devono essere due consonanti uguali. Coscia si scrive a valore 1 perché seguono 2 consonanti e non sono uguali, sono S e C, ma sono consonanti. Ma abbiamo sempre detto coscia, non coscia. Ma non mi metto meno male. Ho sempre detto coscia, da domani finalmente che dico coscia. Non l'hai sempre detto, è una cosa che ci appartiene. Io non ho fatto altro che farvi notare che dite le cose nel modo giusto pur non sapendo i motivi. Vero. Quindi la signorina o la signora, non sai più il nome? Anna Maria si è giudicata un viaggio premio alle Seychelles per 47,8 persone, però solo andata. Al ritorno si deve pensare da te. Per tutte le 47 Certo, noi paghiamo l'andata, la banda ci ha messo l'andata, ragazzi, la banda non è mica Babbo Natale. Ci penso un attimo. Va bene, comunque, ci rinunci? Sì. Devi dirlo adesso, ci rinunci? Ci rinunci. Passa al secondo. Va bene. Passa al secondo. Il secondo magari mi ha detto. Allora, se ci rinunci, hai vinto questo libro. Bello. Questo è un romanzo storico che ogni qualvolta facciamo qualcosa io lo metterò in palio. Però dovete guadagnarvelo, Una cosa da dire, tieni presente che se vinci la seconda volta non ti do niente, vinci il secondo. Pago il caffè. No, perché pago il caffè. è tante che tu non sei sul libro. È un romanzo storico, il che vuol dire romanzo storico? Una storia inventata, però in un contesto storico valido. Siamo nel 1155 quando Federico Barbarossa è sceso per andare in Terra Santa e doveva occupare Genova. E Genova aveva costruito le mura che ci sono ancora adesso, Porta Soprana per esempio, no? L'aveva costruito, ma ci pensa al 1155.
io che ne architetti l'hanno fatta dagli altri, perché sei stato qualche architetto per fare così. Però, oh, vieni, Marini, vieni a sci, vieni a me l'alla, e hanno fatto queste mura che non sono mica 20 metri, partono da Piazza Dante e arrivano fino a Porta di Vacca, arrivavano, ora ci sono solo le porte, no? E di conseguenza, cioè, qui parla delle mura di Barbarossa, di come l'hanno costruite, c'è una storia d'amore dentro, eccetera, eccetera. Però il contesto storico è valido, è quello giusto. Temo che la sicurezza non era... Come? Temo che il lavoro, la sicurezza sul lavoro Spettatori, era come adesso. Resta il fatto che... Io sono appassionata di questo. Meno male, no, questo qua tanto tienito. Grazie, io sono appassionata di questo. Ah, aspetta, ci scriviamo anche la causale. Primo premio. Il compito in classe. Andiamo con la penna che così. Anna Maria. Anna Maria, staccato. Staccato? Ma che sono dei parti in senese? No, è un libro in italiano, non l'ho scritto io, l'ha scritto il signor Giorgio Bertone, che ha scritto anche La caduta di Costantinopoli, Simon Boccanegra, è un romanzo, cioè una storia ambientata a Genova in quel periodo lì, che però non riguarda un oggetto particolare come le mura, la caduta, eccetera, eccetera, che si intitola Il genovese è in lume, vabbè, non mi ricordo, Nuova Ciccia, il genovese, una fare del genere. Anna Maria ci mettiamo vincitrice. Primo contest. Ha sbagliato i concorrenti. Primo premio scuola genovese. Mettici anche la data. Nell'anno di grazia. No, sì, ho scritto prima, anno domini. Oggi. Di? Quanti ne abbiamo? 12. 12, 12. mettici. Duse. Fra un po' Teresa. 2021. Ecco. Con congratulation. Mi firmo io perché un maestro. Applausi. Adesso hanno dorme. Troppe emozioni. Grazie. Il Barbarossa poi, praticamente le mura, sì, le abbiamo costruite, forse è stato un deterrente, eccetera. È andata che l'esercito le arrivò, poi arrivò Barbarossa a dire, mia figlia, ho deciso, lasciamo perdere. E allora, veniva Buttiosci. Anche io ho qualche frecciano, non ha niente di più, non c'è stato un assedio. Non c'è stato un assedio. E quel poverino lì è andato in giù per andare in Terra Santa e quando era in Turchia ha pensato bene di guardare un fiume quando o voleva mangiare 25 kg di muscoli, non lo so, di gumi, o che pure voleva una curassa troppo pesante, o che pure, la frase storica che ho messo un buco a me, no? Cosa l'ha detto Federico Barbarossa prima del Muy negò intitolato Salef? Cosa l'ha detto? Me l'aveva detto me l'ala dei parani, perché poteva essere che non so se c'è lì, non lo so. Ma io mi sembrava davvero... Ah no, ma qua sul mio? Sì, le frasi famose, sì, ce l'ho scritto. Sì. Io ce l'ho scritto. No, pensavo dicessi qui. No, sul tuo c'è sempre. Ha fatto tante Sì, cose che Doveva capire che Per dire, un personaggio così importante, così pesante nel senso storico, e proprio perché era pesante la negò,
Tengo Tudela, un fiume, non credo che sia stato il Po, fiume Salef si dice, non lo so. Ma effettivamente se avevano quelle armature lì. Sì, probabilmente non avrà calcolato le pese. Non lo so. Non si sa È passato qualche anno. comunque è morta negata. Morte quello certo. Però molto negativo. Va bene, morta negato e non si è mai saputo. Cosa ha fatto Vittorio? Magari fava battaglia, conquistava Zeno, partiva da Oporto senza... Ma sì, avevano bisogno del porto, avevano bisogno della zona, però poi si è ricreduto, ma me la lasciamo perdere. Sono quei libri, io ne ho letti un paio, com'è che si chiama quell'autore che ha scritto su Begli, su Maria, La bocca del lupo, com'è che... No. Remigio Zena, Eh? Bocca del Lupo. Io ne ho letto due, uno sull'acqua santa e sono ambientati nel fine del 1700 quando insomma, i francesi hanno... Ma di Penny non lo conosco, non ho scritto mi di sembra Ottonello ma non vorrei dire una scelta. Penny, guarda, puoi dirmi qualsiasi nome? Perché Non- comunque sono scritti un po' in italiano. Forse Voltri ne conosco La qualcuno. fossa del lupo. La? Fossa del lupo. La fossa del Lupo. Non saprei. Uno è su Pegli, diciamo su Pegli alla fine del 1700 e l'altro è ambientato all'Acqua Santa, se più o meno il periodo è quello. Sono un po' due semigialli, diciamo, però il contesto storico è reale, poi ci sono tutti i personaggi, sono un po' storie, diciamo. Ma sapete che all'Acqua Santa, periodo prima che facessero le terme, e diciamo che quei locali lì in alto erano vuoti, non dico abbandonati, ma erano vuoti. Bene, ci ha abitato il diavolo, il demonio. L'hanno visto, l'hanno visto. Vabbè. Un noviciatolo con le gambe di capra, che se ne inventò tutto naturalmente, Certo. però è finito sui giornali, che a mio amico incollovava con me della guastaglia, ma un diavolo, però mio dico, metti la verità, mia via qui andava, volevo con la cucina, dico, bene, ma ti ha più adesso 6 mesi qui, ma mia via qui. Come le fa di capore detto No, Guido Barbasso alla fine ha fatto un libro prendendo spunto da questo fatto qui. Beh, certamente non sono, cioè, inculcano una certa paura, perché comunque anche se sai benissimo che non puoi. Allora, vi ricordate Posti poi quando, invitano a... sì. quando nel primo dopoguerra si parlava tanto di fantasmi, Sì. no? Specialmente nel buio, eccetera, eccetera. C'era una spiegazione. Avevano cominciato a sbarcare sigarette di contrabbando e il mercato tirava. Siccome i contrabbandieri avevano paura, cioè volevano assicurarsi che nessuno rompesse le stacche, hanno cominciato a far girare questa voce e a volte si vestivano anche Facevano... con un telo bianco. Facendo rumori strani. Poi è successo che una volta sui giorni, vabbè lì ti ho pelo, no? E allora si è saputo, ma scusa, ma quando mai i fantasmi in almeno? Ora posso capire, noi che crediamo nella vita eterna, che la nostra anima viva in eterno, però che viene su almeno in riva a mezzanotte, cioè, perché? Perché noi sbarcare le sigarette? Un deterrente, Per dire. Questo chi è in Genova, quindi diciamo che può essere pertinente con la nostra discussione della lingua genovese, la lingua genovese. Domande. Nessuno. Nessuno? No, quest'ora no. Qualche errore hai fatto? Non lo so. 26? Sì, più o meno. Sforrato. E non ti manca una domanda. Ora sforrò. No, Cioè, hai capito tutto perché hai sbagliato? Sì, però Ah, vabbè, l'importante era quello lì. L'importante era quello lì. sì, infatti. L'ho raccontato, no? Che le prime volte che facevo,
Chi è che ne ha fatto meno di 30? Zero. Niente. Chi è che ne ha fatto meno di 25? Come sarà la tiascia? E chi è che ne ha fatto meno di 10? Quello là. Chi è che ne ha fatto meno di 5? Quello sa contare, no? No. L'ho già raccontato, ma quelli che non c'erano. Sì. Chi è che ne ha fatto meno di 15? E lei, sempre giù. Chi è che ne ha fatto... Beh, va a finire questa chiave tutto giù. Chi è che ne ha fatto 0? Ma quanti ne hai fatti? 40. Era solo 30. Non ne ha neanche partita. Dovevo partire da 50, chi ha fatto meno di 50? Io però ne ho fatto 40. Chi ha fatto meno di 40? No. Basta. Questo non l'ho mai so a mano, quindi dico. Vieni qua, vedi che... No, non so ancora raccontare. No, l'ho Sì che l'ha raccontato. raccontata, Luigi, l'ha raccontata. L'ho raccontato, solo che quelli che non c'erano non l'hanno No, sentito. L'ha raccontata? Non la ricordo. Sì, l'ha detto. Se lo dite, L'ha la detto, dire. questa qua non si muoveva. No, se lo... Cosa ci rimane adesso? Allora, Già andare a letto. non so quanti di voi abbiano pensato ma che troppe regole, che troppi chi le prime lezioni, ma che tante regole, non è tutta una cosa di regole. Allora, siamo già al 70% del corso praticamente, perché le altre mancano le preposizioni semplici e articolari, che lì è uno specchietto. Io non ho fatto lo specchietto lì, o forse sì, ma non vale niente. Perché fare uno specchietto delle preposizioni articolate vuol dire fare una cosa così. Su un libretto che c'è questa. Però l'ho scritte in caduta, no? A, al, ai, eccetera, eccetera. C'è la regolina da rispettare, che è quella che nelle preposizioni articolate, se io dico vagu a menga, alla spiaggia, e dico a, non dico a, perché se dico vagu a menga vuol dire è sbagliato. Vado alla spiaggia, cioè che senso è sbagliato. Se invece dico vago a menga, vado alla spiaggia, quindi alla, la preposizione articolata alla, si scrive a trattino a. Se invece mi dico vago a l'Acqua Santa, vado all'Acqua Santa, vago a senza trattino Acqua Santa. Perché niente trattino? Perché la regola è che il trattino si mette solo se dopo la prima lettera segue una vocale, così come al maschile, al plurale, a, au, ai, ae. Invece se segue una consonante va staccato e basta. Sì, perché poi quella lì fa da tramite. Se io scrivo a mo' di lingua italiana vago all'Acqua Santa, prima di tutto faccio due sbagli. Prima di tutto perché non si scrive così, si scrive a. Poi io, se voi fate l'analisi fonetica, non è all'Acqua Santa, vago all'Acqua Santa, vago all'Acqua Santa, non vago all'Acqua Santa. All'Acqua Santa è un italiano genovese che non. Sì, ma sì, È un miscuglio che non dice niente, è sbagliato. Se magari si dice all'Acqua Santa non mi scuso. Vago all'Acqua Santa. E io direi già, ti fa dare l'Acqua Santa. Lo so. Tanti mettono, siccome è lunga, a, mettono il circonflesso sulla A. Vago a menga. Siccome valgono tutte e due, io preferisco questa, perché mi dice già che è una preposizione articolata, se non altro. Poi mi gusta, graficamente parlando, mi piace di più. No, per capire qual è più corretta poi da usare. No, Potrebbe essere perché entrambe, poi però. foneticamente parlando è un discorso. sì, però foneticamente è lo la stesso, scrittura no? A
la pronuncia allo stesso modo, però è scriverlo graficamente come posso scriverlo. Anche perché poi, finché è singolare di alla, cioè nel momento in cui scrivo ae, alle, non posso rappresentarla con una lettera sola e scriverla così. Sono obbligato a scrivere a trattino e. Al maschile, a, al, a, u, ive, non ce l'ho questo. Al plurale maschile, a, i, a trattino i. Quindi, perché se ho 4 casi di preposizione articolata, perché una devo scrivere un modo e le altre 3 un altro, le altre 3 sono obbligate a scrivere così. Questa posso scegliere e mi sembra più giusto. Tra le facciamo una piccola anticipazione. Tra le preposizioni semplici, quali sono? Via, in, con, su, tra. Scusa, non è un verbo, tra. No, non è lo stesso. Cioè, dipende dall'uso che se ne fa. Esempio. E questo vale anche in italiano. Mia fra sorelle, non si litiga, non si dà un fastidio. Fra sorelle. Ci mettiamo fratelli. Fra fre, tra fre. Si chiama eufonia e prima era cacofonia, che vuol dire suono brutto. Invece eufonia vuol dire suono elegante, tra fre, perché appunto c'è tra e fra, ma anche in italiano, fra fratelli, tra fratelli. E via discorrendo. È un po' ambigua come proposizione. È un si devi scegliere. Perché suona meglio. Allora, se la parola comincia con fra, è chiaro che io sceglierò tra, e se comincia con tra, forse non so, tra tranelli, no? Fra tranelli. Non so, siamo a domande da porci. Comunque, oppure il povero Piero per via. Quindi, perché ci sono fra e tra? Perché scegli quello che va meglio per l'eufonia della frase. Suona meglio. Suona meglio, certo, ma tutto. C'è anche, anticipo, i possessivi, c'è anche tuo e suo, può essere te e se, ma può essere anche to e so. Te è così, te. Oppure se, tuo e suo, però tuo può essere anche to e se può essere anche to. Sempre. Allora, to, con la... Tutte e due. Sì, to. Tua, tuo e tua, è sempre tu. Allora, se io dico... Ma suo e suo. Beh, ti faccio un esempio. Allora, se io dico, lei va, parte con sua sorella, parte con se. Ok. Scusate, so. Avete ragione. Basta fare l'esempio, casca l'asino. Allora, parte con so se. Con te, vabbè, se ci fosse un te che crea dei problemi di fonetica, allora usiamo to, con to, fre, con to, ma, con te, anche te, se, vado via con te, se, vado via con to, se. Ah, ecco, sì, ok.
Cioè, Mi è difficile. diciamo che è proprio... Allora, scusate, to e so. To è tuo, Sì, è tua. È suo. So è suo, È e sua. anche sia maschile che femminile. Allora, questo è tuo e tua. sì. Questo è tuo e tua. Suo è Suo. Suo è È sua. suo e suo. Nemu. Devi pisare. Sei stanco. Già andava a dormire, Nineco. Allora, sono le 11. Dai. Quante ore hai fatto? C'è il contaparole. C'è il contaparole. Hai sforrato. Perché dopo il milione di parole potrei essere anche giustificato. Forza. Penso che le tedesche che le vicine. Quindi to fra, to se, tua sorella, so fra, so se, ma so è meglio usare se, Sì. no, so se va bene, se, ecco il se joie, se joie, to se joie, giusto? So, sveglio. To se joie, to se joie.